Nella 14ª domenica del tempo ordinario leggiamo dal Vangelo secondo Marco l'episodio della sinagoga di Nazaret, quando cioè Gesù ritorna nel suo paese e lì raccoglie un insuccesso. Siamo al capitolo 6 del secondo Vangelo. Marco ha raccontato il ministero di Gesù in diverse fasi e sottolineando come da un momento iniziale di chiamata e di entusiasmo si arriva poi ad un rifiuto e ad un atteggiamento di ostilità. All'inizio del capitolo 3 c'era una ostilità forte dei farisei che decisero di ucciderlo. Adesso, all'inizio del capitolo 6, troviamo un altro episodio che serve da chiusura. Di nuovo ostilità, questa volta nel proprio ambiente. Dal momento che conoscevano bene Gesù, non riuscivano a capire da dove venisse la sapienza con cui egli parlava. Non riuscivano a capire come potesse avere il potere di fare le cose che faceva. Conoscevano bene quel ragazzo, quell'uomo cresciuto nel loro ambiente, conoscevano la famiglia, i parenti. Lo conoscono come il falegname, lo conoscono come figlio di Maria, conoscono i suoi fratelli e le sue sorelle. Questa espressione può fare problema. Di fatto nel linguaggio semitico il termine fratello e sorella era ambiguo, non così specifico come nel nostro modo di parlare, e indica genericamente dei parenti. Abramo e Lot sono zio e nipote, ma si chiamano fra di loro fratelli. Fratello è anche il cugino, e anche lo zio e il nipote, la cognata è chiamata sorella. Nella tradizione patristica, attraverso Eusebio di Cesarea, noi abbiamo la documentazione di un antico autore giudeo-cristiano di nome Egesippo, che presenta Cleofa, personaggio noto nei Vangeli, altrimenti chiamato Alfeo, come fratello di San Giuseppe. Per cui quelli nominati come fratelli di Gesù, Giacomo, Ioses, Giuda e Simone, sarebbero i figli di Cleofa, fratello di Giuseppe, per cui sono i cugini di Gesù. D'altra parte in Giovanni troviamo Maria di Cleofa ai piedi della croce. Maria è la moglie di Cleofa, che viene presentata come la sorella di Maria, madre di Gesù. Sorella, cioè cognata. In ogni caso, si intende che gli abitanti di Nazaret conoscono la parentela di Gesù, l'ambiente familiare, lo hanno visto crescere, lo riconoscono come uno normale e adesso si stupiscono delle cose strane che invece sta compiendo. Si stupiscono, ma non vanno oltre. Lo stupore potrebbe essere l'inizio della conoscenza. E invece si chiudono nella presunzione di avere capito. E Gesù commenta questa loro incredulità, di cui si stupisce con una specie di proverbio. Un profeta abitualmente viene disprezzato nella sua patria, tra i suoi parenti, nella sua casa. Cioè queste realtà della sua famiglia non riescono a onorarlo, ad apprezzarlo, a riconoscere il ruolo del profeta, perché sono dominati da quello che conoscono già della umanità. Gesù è un profeta, è un portavoce di Dio, è la parola stessa di Dio, che deve essere riconosciuto, apprezzato, valorizzato, ma ci vuole un'apertura, una disponibilità. Come Abramo aveva dovuto staccarsi dalla casa di suo padre, dalla sua patria, dalla sua famiglia, così anche qui vengono elencati 3
ambiti familiari che non riconoscono Gesù, da cui cioè Gesù si stacca per poter compiere la propria opera di salvezza. L'ultimo versetto di questo brano liturgico, Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando, è un sommario che inizia la terza parte della prima grande sezione del Vangelo di Marco. Ma il tema del profeta non riconosciuto è ripreso nella prima lettura. Conviene sempre partire dal Vangelo per avere il quadro sintetico del tema liturgico. Poi, nella prima lettura, si scopre l'elemento importante da mettere in luce come messaggio teologico, ma lo si comprende meglio dopo avere meditato il Vangelo. Nella proclamazione liturgica prima viene letto l'Antico Testamento proprio per l'ordine cronologico, ma la comprensione dell'Antico si ha alla luce del Nuovo, per cui metodologicamente conviene sempre partire dal Vangelo per comprendere l'Antico Testamento. In questo caso il brano di Ezechiele al capitolo 2, dove il sacerdote esule viene chiamato da Dio per diventare profeta. Uno spirito entra in lui, lo fa alzare in piedi e la parola del Signore gli viene rivolta costituendolo profeta, suo rappresentante, suo portavoce. Ti mando, gli dice, ad una popolazione di figli testardi, che hanno il cuore duro, cioè hanno la testa di pietra, non vogliono ascoltare. Tu dirai loro quello che io ti incarico di dire, ma sappi che sono una genia di ribelli. Ti ascoltino o non ti ascoltino, tu parla a loro. Devono sapere che un profeta si trova in mezzo a loro. Il profeta non viene riconosciuto, non viene accolto, ma è importante che dia la sua testimonianza, che comunichi quella parola per cui è stato mandato. Noi vogliamo metterci nei panni di quelli che invece riconoscono i profeti, che ascoltano Gesù come profeta, che cercano di riconoscere quegli uomini e quelle donne che oggi sono portavoci di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore, diremo al Salmo 122, un gioiellino poetico, come la mano del Signore si volge verso di noi stiamo attenti ai cenni della sua mano, come i servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona. Noi teniamo fisso lo sguardo sulla mano del Signore per essere pronti a rispondere al suo minimo cenno, a riconoscere la sua parola attraverso i profeti di oggi. Nella seconda lettura ci è proposto ancora un brano della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Siamo al capitolo 12, abbiamo letto semplicemente qualche brano dal capitolo 5, dal capitolo 8 e in questa domenica dal capitolo 12. In questa occasione Paolo sta parlando di sé, sta facendo un'autodifesa e in qualche modo un elogio personale in cui vuole mettere davanti ai cristiani di Corinto la sua dignità di portavoce di Dio. Dice di avere avuto delle grandi rivelazioni, con il rischio di diventare superbo, per cui ammette di avere una spina nella carne, difficile da interpretare. Qualcuno pensa ad una malattia cronica, qualcun altro pensa a delle tentazioni ricorrenti. Forse si può immaginare una situazione concreta nella comunità di Corinto
Io penso a quello che chiama l'offensore, uno della comunità, un cristiano che si è opposto a Paolo e lo ha preso a schiaffi. Lo chiama un inviato di Satana incaricato di percuotermi, di schiaffeggiarmi. Quella volta in cui a Corinto Paolo è stato preso a sberle, umiliato e cacciato via, è avvenuto qualcosa di buono per Paolo. Ci è rimasto malissimo, ci ha sofferto tanto, però gli è servito. È quello che intende dire. Dio mi ha messo una spina nella carne per non lasciarmi andare in superbia. Ho chiesto al Signore, toglilo dalla mia strada. Mi ha detto no. Gliel'ho chiesto 3 volte, mi ha detto ti basta la mia grazia. La mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Allora io sarò fiero, non soltanto dei doni che ho ricevuto o delle capacità che ho, ma soprattutto delle mie debolezze. Non dei miei peccati o dei miei limiti, ma delle situazioni in cui si rivela che sono debole. Negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Perché quando io sono debole, è allora che si manifesta la potenza di Dio. È una parola importante che ci parla della potenza di Dio negli insuccessi umani. Là dove il profeta fallisce, il profeta ne ha un beneficio. Quando è debole è allora che diventa potente e l'opera di Dio cresce nella storia nonostante le apparenze negative.